Il Sinodo non è un Parlamento, così il Papa ha avviato i lavori dell'assemblea dedicata alla popolazione panamazzonica. Francesco ha chiesto ai partecipanti il rispetto della realtà di un popolo. Nella messa di apertura del Sinodo il Papa ha esortato i padri sinodali a ravvivare il fuoco d'amore ricevuto. Tanti in Amazzonia portano croci pesanti e attendono la carezza d'amore della Chiesa. Essere piccoli per raccogliere la grandezza di Cristo nella nostra vita è l'invito di Don Massimiliano Pendola, accolto dalle parrocchie di Pile e Fossa Lupara, Sestri Levante. Avviato il senso unico alternato regolato da semaforo all'imbocco delle gallerie di Sant'Anna tra Lavagna e Sestri Levante, iniziati i lavori di riqualificazione questa mattina sopralluogo dei due sindaci. Pesce scaduto non tracciato e tentativi di frode, operazione della Guardia Costiera del Tigullio nei guai ristoratori e commercianti di Rapallo, Santa Margherita Ligure e dell'entroterra. È iniziato in diocesi il percorso di formazione al dialogo interreligioso. Primo appuntamento, la rievocazione dell'incontro di Damietta nell'opera di teatro musicale Francesco il Sultano. Questa sera approfondimento nella trasmissione Direttamente su. Buongiorno a tutti e ben ritrovati a Tigullio oggi. Dunque Papa Francesco questa mattina ha dato il via ai lavori del Sinodo per la regione panamazzonica. L'assemblea è stata preceduta dalla processione dei partecipanti, compresi i rappresentanti dei popoli indigeni, dalla Basilica Vaticana all'aula del Sinodo. Francesco ha esortato ad un processo pastorale, culturale, sociale ed ecologico, per riflettere, dialogare, ascoltare con umiltà, parlare con coraggio e parresia, discernere e custodire la fraternità. La sintesi nel servizio. Comprendere, contemplare e servire i popoli dell'Amazzonia in un appuntamento che non è una tavola rotonda o una conferenza, ma un cammino sinodale, perché il Sinodo non è un Parlamento, bensì un'occasione per riflettere, dialogare, ascoltare con umiltà, parlare con coraggio e parresia, discernere e custodire sempre la fraternità. Questa è la riflessione proposta da Papa Francesco nella sessione inaugurale dell'Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per la regione panamazzonica sul tema Nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia integrale. La raccomandazione ai padri sinodali è quella di accostarsi ai popoli amazzonici in punta di piedi, rispettando la loro storia, la loro cultura, il loro stile di vita, la loro poesia. Non quindi intenzioni pragmatiche, non programmi di sviluppo sociale e di tutela delle culture, non azioni col medesimo stile che ha condotto a deforestazioni o sfruttamento, ma una dimensione che ha occhi e cuore da discepoli missionari senza proselitismi nel rispetto della realtà di un popolo che è sovrana. Perché i popoli possiedono un'entità propria, tutti i popoli possiedono una saggezza propria, una coscienza di sé. Quindi in spagnolo il ringraziamento del Papa per il lungo lavoro di preparazione dell'evento da Puerto Maldonado nel cuore dell'Amazzonia peruviana ad oggi, sottolineando le 4 dimensioni del Sinodo: pastorale, culturale, sociale ed ecologica, guidate dall'attore principale che è lo Spirito Santo. Francesco esorta ad andare oltre le colonizzazioni ideologiche nel rispetto dell'autenticità della cultura dei popoli indigeni. Le ideologie sono un'arma pericolosa perché riduttive e all'origine di slogan e parole offensive che programmano l'approccio ai popoli originari. Il Santo Padre spinge poi a lavorare sull'Instrumentum Laboris, che, spiega, è un testo martire, destinato cioè ad essere modificato, addirittura distrutto nel corso dei lavori, perché è un punto di partenza del cammino che sarà appunto indirizzato dallo Spirito Santo. Gracias por esto que ustedes están haciendo. Grazie per quello che state facendo, grazie per pregare uno per l'altro e animo, per favore non perdiamo il senso dell'umorismo. Muchas gracias. Tanti in Amazzonia portano croci pesanti e attendono la carezza della Chiesa, è quanto ha ricordato il Papa nella messa di apertura del Sinodo, in cui ha esortato i pastori a camminare insieme con chi ha donato la vita per questa regione, ravvivando il fuoco d'amore ricevuto. Il fuoco, appiccato da interessi che distruggono come in Amazzonia, non è quello del Vangelo. La sintesi nel servizio di Radio Vaticana.
Tanti in Amazzonia portano croci pesanti e attendono la carezza d'amore della Chiesa. Per questo, alla messa di apertura del Sinodo, il Papa esorta i pastori a ravvivare il fuoco d'amore ricevuto in dono con prudenza e senza lasciarsi soffocare dalla preoccupazione di difendere lo status quo. Il fuoco del mondo, invece, divampa quando senza amore e senza rispetto si divorano popoli e culture. Quante volte c'è stata colonizzazione anziché evangelizzazione? Dio ci preservi dall'avidità dei nuovi colonialismi, dice. Il fuoco appiccato da interessi che distruggono, come quello che ha recentemente devastato l'Amazzonia, non è quello del Vangelo, sottolinea esortando la Chiesa allo slancio missionario. Allora ravvivare il dono del fuoco dello Spirito è il contrario di lasciare andare avanti le cose senza far nulla ed essere fedeli alla novità dello Spirito. È una grazia che dobbiamo chiedere nella preghiera. Egli, che fa nuove tutte le cose, ci doni la sua prudenza audace. Ispiri il nostro Sinodo a rinnovare i cammini per la Chiesa in Amazzonia, perché non si spenga il fuoco della missione. L'annuncio del Vangelo è infatti il criterio principe per la vita della Chiesa. Permettetemi di ripetere le parole del nostro amato Cardinale Humes. Quando arriva a quelle piccole città dell'Amazzonia, va ai cimiteri a cercare la tomba dei missionari, un gesto della Chiesa per coloro che hanno versato la vita in Amazzonia. E poi, con un po' di furbizia, dice al Papa: non si dimentichi di loro, meritano di essere canonizzati. Per loro, per questi che stanno dando la vita adesso, per quelli che hanno versato la sua vita, con loro camminiamo insieme. Una preghiera per i lavori del Sinodo per l'Amazzonia è stata richiesta da Papa Francesco anche al termine della preghiera dell'Angelus domenicale. Il Papa ha preso spunto dalla parabola del servo disponibile per mettere in risalto la via di una fede che non chiede ricompense e riconoscimenti. Nulla è impossibile a chi ha fede, ha ricordato inoltre Francesco, invitando a guardare con speranza alle alterne vicende della vita. E ora veniamo in diocesi, dove proseguono gli avvicendamenti dei parroci nelle varie parrocchie del nostro territorio. Nella chiesa di San Paolo in Pila, a Sestri Levante, Don Massimiliano Pendola ha fatto il suo ingresso, ricevendo il testimone da Don Enzo Frisino. Ad accompagnarlo molti ex parrocchiani di Moneglia e le comunità di San Paolo in Pila e di Santa Margherita di Fossa Lupara, che poi Don Massimiliano ha incontrato nella giornata di domenica. Vediamo. Una chiesa gremita per accogliere il nuovo parroco. Le comunità di San Paolo in Pila e Santa Margherita di Fossa Lupara si sono raccolte per l'ingresso di Don Massimiliano Pendola. Numerosi anche i giovani e gli adulti arrivati dalle parrocchie di Moneglia, in cui Don Massimiliano ha lasciato un bel ricordo. La messa è stata presieduta da Monsignor Alberto Tanasini, che ha sottolineato l'importanza della figura del parroco, colui che testimonia Cristo e si impegna a dare testimonianza di lui. Questa testimonianza è soprattutto oggi impegnativa per un pastore. Voi sapete che sono cadute tanti aspetti di autorità esteriore, rimane soltanto e giustamente l'autorità apostolica, il mandato ricevuto da Cristo. Questa è la forza del nuovo pastore. Grande emozione per il nuovo parroco, che ha ripreso il Vangelo del giorno e l'invito ad essere servi inutili del Signore, così come Cristo ci chiede di essere. Essere quei granelli di senape e quei servi inutili, quei granelli di senape che possano diventare alberi frondosi, che possano dare ombra, riparo, conforto a tante persone ed essere radicati in Cristo, in Lui, guardare al suo volto, quindi condividere il suo volto per condividere la vita tra di noi. E poi in questo senso quindi servi inutili ma anche compagni preziosi del cammino, quindi questo essere piccoli per accogliere la grandezza di Cristo nella nostra vita. La fede non si costruisce ma si riceve. Così le comunità che accolgono il nuovo parroco si affidano a lui per iniziare un cammino insieme, consapevoli che ci sia molto da fare.
nostra comunità è una comunità viva, con tante sfaccettature. C'è bisogno di un'amalgamatura per riuscire forse ad essere ancora maggiormente vivi. E poi la cosa che più importa è finire la Chiesa, la struttura della Chiesa. In occasione della festa di Nostra Signora del Rosario, la parrocchia di Santa Maria Assunta a Maissana ha avuto la gioia di inaugurare i lavori di restauro del campanile. La conclusione dell'opera è stata resa possibile grazie all'impegno di molte persone e al fondamentale contributo dell'8 per 1000. La benedizione al campanile restaurato e il concerto di 5 campane è stata impartita dal vescovo della Spezia, Monsignor Luigi Ernesto Palletti. Alcuni membri dell'Associazione Campanari Liguri hanno suonato manualmente le campane per celebrare l'evento. Ha preso il via questa mattina il primo lotto degli interventi sulle gallerie di Sant'Anna fra Lavagna e Sestri Levante. In funzione il semaforo che regola il senso unico alternato, che resterà in vigore fino a maggio 2020. Resta il divieto di transito per pedoni e biciclette, questione questa sulla quale si stanno muovendo i sindaci che chiedono ad ANAS alcune modifiche. Vediamo. 60 secondi di verde alternati per ciascun lato, 50 di rosso per entrambe le parti per permettere il deflusso completo delle auto in transito. Sono questi i tempi con i quali è stato regolato il semaforo che si è acceso questa mattina per le gallerie di Sant'Anna tra Sestri Levante e Lavagna. Hanno preso il via infatti i lavori di riqualificazione delle strutture in cemento armato fortemente provate dall'erosione del salino e delle mareggiate. Settimana prossima aprirà anche il cantiere per la messa in sicurezza del versante con l'installazione di nuove reti paramassi. Con l'attivazione del senso unico alternato è scattato anche il divieto di transito per pedoni e biciclette. Nella prima mattinata i due sindaci, Ghio e Mangiante, hanno effettuato un sopralluogo e hanno confermato la loro attenzione per la tematica delle due ruote. Altro aspetto che viene tenuto sotto osservazione è quello del trasporto pubblico locale e dei possibili ritardi patiti dagli studenti che utilizzano il bus per raggiungere le scuole, anche se al momento non sono previste modifiche agli orari. Teniamo monitorato d'intesa con i sindaci locali il servizio, in caso interveniamo sul servizio se non riusciamo ad arrivare negli orari prefissati nei poli di Piazza Nassirya piuttosto che all'ITIS di Sestri Levante. Quindi le fasce studentesche cerchiamo di tutelarle toccando gli orari qualora ce ne fosse bisogno. Ci muoviamo su due fronti, perché noi non dimentichiamo che abbiamo la Convenzione Comune di Sestri, facciamo un servizio scolastico anche a Sestri Levante e le recenti modifiche viarie, quelle che obbligano l'uscita da Pietracalanta arrivare fino a Sant'Anna, potrebbero essere oggetto di coda e quindi vediamo anche col comando locale della polizia se tornare indietro, se richiedere delle modifiche. Ci siamo presi proprio d'intesa in modo particolare col sindaco di Sestri Levante una settimana per monitorare quello che succede e intervenire. Diciamo che la fascia più delicata è quella delle scuole, l'ingresso delle scuole e poi eventualmente l'uscita. Esatto, sì, sono importanti non solo per i plessi di Sestri Levante e di Chiavari, che sono i plessi principali insieme alla scuola alberghiera di Lavagna, sono importanti anche per le coincidenze DAE per Moneglia, DAE per la Val di Vara, DAE per la Val d'Aveto, quindi è una cosa che in una settimana noi dobbiamo cercare di capire dov'è il problema, intervenire a caduta fino a Santo Stefano d'Aveto. Da domani e fino all'8 di novembre sarà chiusa la circolazione veicolare pedonale in via di Landea a Rapallo, nel tratto compreso fra il civico 7A e il civico 10. Saranno effettuati lavori di ampliamento della sede stradale e opere di consolidamento. Particolare cura verrà posta ai sottoservizi, compreso l'adeguamento dei tombini presenti sul piano viabile. Previsti il posizionamento del guardrail e la collocazione dell'impianto di pubblica illuminazione. A eseguire i lavori sarà la ditta Ecofond di Genova. Pesce scaduto, non tracciato e tentativi di frode, quanto emerso dall'operazione sulla filiera ittica condotta dalla Guardia Costiera nei giorni scorsi. Nei guai ristoratori e commercianti di Rapallo, Santa Margherita Ligure e dell'entroterra. Quasi 450 kg di pesce sequestrato, 13.000 euro di sanzioni inflitte e una denuncia penale nei guai commercianti e ristoratori del Tigullio. Sono questi in sintesi i risultati di un'operazione di controllo sulla filiera ittica condotta dalla Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure. L'attività, che si è sviluppata nella prima settimana di ottobre, si inquadra in un più ampio contesto regionale perché disposta su tutta la Liguria. Le verifiche hanno riguardato le città di costa, ma non hanno risparmiato l'entroterra.
Tra le violazioni emerge il tentativo di frode di un ristoratore di Rapallo che nel menù proponeva ai propri clienti prodotti congelati come fossero freschi e spacciava tonno pinna gialla per il più costoso e pregiato tonno rosso. L'uomo è stato denunciato e il pesce sequestrato. Sempre a Rapallo, altri 2 ristoratori sono stati trovati privi della documentazione necessaria ad attestare la provenienza del pescato detenuto nei locali. I 2 esercizi sono stati multati per 3.000 euro, sequestrato in totale circa 15 kg di pescato, probabilmente frutto di pesca di frodo. Per la stessa motivazione, ossia la mancanza dei documenti sulla provenienza del pesce, la Guardia Costiera di Lavagna e di Chiavari ha multato per 1.500 euro il responsabile di un centro della grande distribuzione dell'entroterra. L'uomo aveva messo in vendita del pesce fresco, del quale non è stato in grado di dimostrare la tracciabilità. In questo caso sono stati sequestrati 415 kg di prodotti ittici, tra cui astici, altri crostacei, mitili, tonno, molluschi, pesce spada, orate e così via. Poi c'è il caso di prodotti scaduti ma mantenuti in vendita, come è accaduto in 3 negozi di Santa Margherita Ligure. I responsabili hanno ricevuto ciascuno una sanzione da 2.000 euro per non aver rispettato le procedure di ritiro e smaltimento. Multato anche un ristoratore del posto per non aver rispettato le norme in materia di rilevazione periodica della temperatura della cella frigo. In mare, infine, al largo di Lavagna, sono stati sequestrati ad ignoti attrezzi da pesca irregolari perché non segnalati. Anche se la stagione non è delle migliori, apre la sua attività il frantoio oleario della Cooperativa Agricola Lavagnina. Al momento i giorni di apertura sono il lunedì e il giovedì. In considerazione dell'annata di particolare scarica delle olive nostrane, la cooperativa potrà pervenire a chi ne farà richiesta olive fresche provenienti dal centro Italia, in particolare dalla zona di Chieti, da poter trasformare in olio. In questi giorni, nel frattempo, ha preso avvio il nuovo corso per il rilascio o il rinnovo dell'abilitazione necessaria per acquistare e adoperare i prodotti fitosanitari professionali. Con la messa in scena dell'opera musicale Francesco il Sultano alla Basilica dei Fieschi di San Salvatore di Cogorno ha preso avvio nella nostra diocesi il percorso di formazione al dialogo interreligioso che proseguirà per tutto questo anno pastorale. È stata l'occasione per riscoprire la vicenda dell'incontro di Damietta non tanto sotto il profilo storico quanto sotto il profilo spirituale. Io non sono nemico, noi non siamo nemici del tuo popolo. Ma siete cristiani! E i cristiani hanno aggredito e trucidato il mio popolo. Lo so, è terribile. Vi imploro di perdonare chi vi ha fatto del male. L'esperienza di Francesco nell'incontro con il sultano è per lui un momento importante, perché volendo andare a convertire il sultano e ad essere disponibile a morire martire, in effetti viene accolto con grande gentilezza dal sultano. Non si converte e però non morirà neanche martire. Questa cosa in qualche maniera interroga Francesco e inizia un cammino interiore diverso. Coglie come il primo annuncio dell'Evangelo è la propria vicinanza, la propria umanità, la propria fraternità. Capisce che la piena umanità è la possibilità di annunciare poi il Vangelo. Il Vangelo come proposta è legato al suo fondamento in una umanità autentica. E proprio in questo cammino di ardore, di profondità, di fuoco interiore, Francesco fa un cammino che continuerà e giungerà nella pienezza della verna, al mistero delle stimmate, dove l'amore diventa fuoco per lui e segna il suo corpo. Questo vale anche per noi, no? Il cammino ardente del cuore, affidandosi al Signore, ci insegna quanto sia importante la vicinanza fraterna con ogni uomo. Francesco impara l'ospitalità. Noi oggi abbiamo necessità di rimparare l'ospitalità. 800 anni dopo è inevitabile riconoscere che il valore di quell'incontro è invidiabile, perché noi stessi, oggi come oggi, raramente diamo prova di tanta saggezza, di tanta apertura, di tanta sensibilità e umanità. Francesco è riuscito con una semplicità che è veramente disarmante a carpire il cuore di chiunque, e questo non ha prezzo, non ha tempo, non è di nessuno, è di tutti. Ci serve il tuo nome per credere che non dobbiamo aver
paura. La registrazione integrale dell'opera di teatro musicale Francesco e Sultano, saltata ieri sera a causa di un imprevisto di natura tecnica, sarà proposta domani, martedì 8 ottobre alle 20:50 su Telepace 2 al canale 85 e domenica prossima 13 ottobre alle 21:10 su Telepace 1 al canale 15. E al progetto diocesano di formazione al dialogo interreligioso dedicheremo questa sera la prima puntata della nuova stagione di Direttamente su, la nostra trasmissione di approfondimento giornalistico. Ospiti in studio il delegato diocesano per l'ecumenismo ed il dialogo interreligioso, Don Gian Emanuele Muratore, e la professoressa Franca Landi dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Spezia. Sono previsti anche collegamenti telefonici e interviste con tutte le persone che daranno il loro contributo nell'arco di tutto questo anno pastorale all'avvio, alla prosecuzione del progetto diocesano appunto di formazione al dialogo interreligioso. Ora la cronaca, ci sono ulteriori sviluppi in merito alla vicenda dello straniero di 31 anni arrestato venerdì dalla polizia di Chiavari perché accusato di numerosi furti di attrezzi agricoli ed edili. Nella giornata di sabato, sulle alture di Santa Giulia, i poliziotti del commissariato chiavarese hanno rinvenuto un altro motoveicolo provento di furto, utilizzato dal giovane per trasportare la merce rubata. In una capanna vicina, inoltre, sono stati rinvenuti e sequestrati altri attrezzi ed oggetti che sono riconducibili ad alcuni furti commessi nel Tigullio. All'interno di un borsone è stato rinvenuto anche un kit completo di arnesi atti allo scasso. Numerosa refurtiva recuperata è già stata riconsegnata ai legittimi proprietari. Chiunque abbia subito furti negli ultimi 6 mesi nella zona del Tigullio e dell'entroterra può recarsi negli uffici del commissariato di Chiavari munito di denuncia per l'eventuale riconoscimento degli oggetti. Ora la rassegna stampa, poi lo sport. Doppio fronte nel governo, questo è il titolo scelto dal Corriere della Sera. Movimento 5 Stelle contesta il patto sugli F-35, gli aerei da guerra, e Conte apre, Renzi lo incalza invece sul Russia Gate. Nel centrodestra vertice Salvini-Berlusconi-Meloni, intesa per correre insieme nelle regionali. E intanto è pronta la lotteria anti-evasione, gli scontrini fiscali usati come biglietti, premi fino a €1 milione. Rifiuti, mancano gli inceneritori, questo è l'argomento del data room di Milena Gabbanelli. E poi l'incidente avvenuto tra sabato e domenica, strage del sabato sera, incidente dopo cena, avevano poco più di 18 anni, la morte in auto di 4 ragazzi a Rende, in provincia di Cosenza in Calabria. L'antimafia, Brusca può uscire dal carcere, l'ex boss oggi decide la Cassazione. E poi c'è naturalmente la Juve che batte l'Inter e balza in vetta da sola la vittoria a San Siro. All'interno del Corriere della Sera il dossier: un ragazzo su 5 lascia le superiori o non è preparato. Uno studio Invalsi mostra che il 7,1% dei ragazzi, pur avendo in tasca un diploma di scuola superiore, non è in grado di capire un libretto di istruzioni di media difficoltà, e così si chiamano diplomati ignoranti. La dispersione, gli abbandoni scolastici italiani sono tornati a crescere, solo Romania, Malta e Spagna fanno peggio di noi. Passiamo adesso al Secolo XIX, che titola Via dell'amore, ok al restauro, riaprirà nel 2023, investiti 12 milioni da Rio Maggiore alle altre località delle Cinque Terre. E poi i tecnici SPEA accusano pressioni da autostrade per modificare il report, l'ispettore del Ministero rivela insabbiati documenti per evitare chiusure, la carte della finanza dopo la scoperta dei test falsificati sui viadotti da controllare, e uno dei sorvegliati speciali è proprio il viadotto Pecetti Sopramele sulla A26. Partiti all'attacco, cambiare subito il capo dei servizi, Conte lo difende, Italia Viva e Movimento 5 Stelle in pressing, Renzi Di Maio sfidano il Premier, il commento di Marcello Sorgi. E poi un caso che insomma è inquietante, Liguria caccia al gas radioattivo naturale, 1000 sensori nelle case. I temi del campionato: la Sampdoria di Francesco si accorda per l'addio, ma Pioli ora frena, la Juve batte l'Inter, sorpasso in vetta deciso da Higuain.
Veniamo nelle pagine interne del secolo XIX. Dal Levante, censimento, 13 comuni coinvolti, le famiglie sono sorteggiate a campione. La nuova indagine permanente riguarda popolazione e abitazione, a scadenza annuale la partecipazione, attenzione, è obbligatoria. I comuni coinvolti: Avegno, Borzonasca, Camogli, Chiavari, Lorsica, Lomarzo, Moneglia, Nerone, Rapallo, Recco, Sesti Levante, Tribogna e Zoagli. Ancora dal secolo XIX, SEAC Sub riporta in house lo stampaggio delle plastiche. Investito €1 milione per 6 nuovi macchinari e per adeguare il capannone. L'azienda si espande e fa nuove assunzioni, portando a 43 la quota di dipendenti. Per gli aggiornamenti andiamo in redazione da Maurizio Garreffa. Grazie Emanuela, un saluto a tutti. Una breve di cronaca che ci porta a Santa Margherita Ligure. Una bici elettrica del bike sharing rubata qualche tempo fa è stata vista in vendita su un noto portale internet e grazie alla segnalazione di un privato la polizia municipale ha denunciato 2 persone. Gli agenti sono risaliti al venditore nella località di Monterosso e si sono finti comuni cittadini interessati all'acquisto. All'appuntamento, verificato che il mezzo era proprio quello rubato, gli agenti insieme ai carabinieri hanno sequestrato la bicicletta e denunciato 2 uomini di 50 e 27 anni, il venditore vero e proprio e l'inserzionista. I 2 ora rischiano la reclusione da un minimo di 2 a un massimo di 8 anni. A breve la bicicletta sarà nuovamente a disposizione del comune di Santa Margherita Ligure. È tutto, a te Emanuela. Grazie, siamo allo sport, iniziamo con il calcio. Buon pareggio in esterna per la Lavagnese che in trasferta contro il Savona sfiora il colpaccio ma viene fermata sul 2-2 con un gol al 95esimo dei padroni di casa. Passati in svantaggio nel primo tempo, i bianconeri prima pareggiano al 39esimo con Basso e nella ripresa al 66esimo si portano in vantaggio con Oneto. Solo nel concitato finale, dove per la Lavagnese viene espulso Di Lisi, il definitivo pareggio per 2-2, un punto prezioso che porta i bianconeri a 3 punti in penultima posizione in classifica. Mercoledì la squadra tornerà subito in campo nel recupero della 4ª giornata al Macera di Rapallo contro il Ligorna. Rapallo sconfitto in trasferta a Padova nella prima giornata del campionato di Serie 1 di pallanuoto femminile. I padroni di casa del plebiscito si impongono 13-10 nonostante la buona prestazione delle giallo-blu che a metà partita erano in vantaggio per 6-4. Abbiamo fatto un passo avanti rispetto alla Coppa Italia e ai tornei preparatori, è stato il commento dell'allenatore del Rapallo Luca Antonucci. C'è ancora tanto da lavorare ma la strada è quella giusta e sono certo che i risultati arriveranno. È andata a Filippo Fiorelli della Gragnano Sporting Club Caselli, che ha tagliato il traguardo dopo 5 ore e 2 minuti di gara, la 58esima edizione della Milano Rapallo, la gara ciclistica riservata alle categorie Elite e Under 23. Secondo gradino del podio per Marco Murgano del team Casillo Maserati, terzo classificato Sanchez Santiago Buitrago del team Cinelli. I 3 in fuga sono stati protagonisti della vincente sprint finale. La corsa ha attraversato le strade dell'entroterra e della costa del Tigullio per concludersi sul lungomare di Rapallo, dove si è svolta la cerimonia di premiazione alla presenza delle autorità cittadine. Si è conclusa domenica la 51esima edizione della Coppa dall'Orso, la regata velica che si svolge su 2 giornate fra Chiavari e Porto Venere. Emotions di Francesco Guerci, Stupeficium di Maria De Leo e Che Stress 3 di Giancarlo Ghislanzoni, i vincitori rispettivamente nelle categorie crociera, IRC e ORC. La premiazione è avvenuta domenica pomeriggio alla presenza della famiglia Dall'Orso e del sindaco di Chiavari, Marco Di Capua. Terminiamo così questa edizione di Tigullio Oggi. Come sempre la prossima andrà in onda a partire dalle 19:15. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.